Caro Gioele, ti ringrazio molto per le parole che hai scritto per il diario a mio rispetto e ti invio gli auguri più affettuosi per il tuo futuro. Un caro saluto, Sergio Mattarella. Seduto al suo banco nell'aula della quarta A della scuola elementare di Soligo, Gioele, 9 anni, legge la lettera che il capo dello Stato, Sergio Mattarella, gli ha inviato in risposta alle parole che il bambino ha scritto nel suo diario scolastico e che la maestra, tramite la parlamentare Angela Colmellere, è riuscita a far arrivare al Quirinale. Gioele gli ha scritto come a un amico, dopo essere rimasto colpito dal suo discorso di fine anno e da una frase in particolare. Dalle difficoltà si esce solo se ognuno di noi compie il proprio dovere fino in fondo. Voglio gridare questa frase a tutti gli italiani, perché se tutti facciamo così l'Italia sarebbe un posto migliore. Non dunque il Sergio Mattarella che esulta agli europei di calcio, non quello che durante il lockdown scherza sui capelli nei fuori onda ha colpito Gioele, ma il presidente serio e composto che in chiusura di mandato chiede a ciascuno di fare la propria parte. Diceva che quelli che si fanno il vaccino sono maturi e io sono d'accordo con lui. Tu sei andato a farlo? Sì, è la seconda dose ieri. E quindi ti senti di aver fatto la tua parte? Sì, esatto. Quando avete visto questa busta cosa avete pensato? Che Joel ha ragione. Questa forse è proprio la dimostrazione che un presidente ha scritto a un bambino e questo bambino lo aveva capito che poteva essere l'amico di tutti quanti. Il fatto di avere un qualcosa che parta dai bambini in classe è ed è stato in questo caso di stimolo per portare l'attenzione in maniera vicina anche alla classe rispetto a queste tematiche. Considerare il Presidente della Repubblica Italiana un amico, quindi significa condividere dei valori alti. Gioele è triste che Mattarella concluda il settennato, ma come tutti gli italiani segue con curiosità l'elezione del suo successore. C'è molta aspettativa e insomma staremo a vedere che passo di giorno in giorno verrà fatto proprio per arrivare alla proclamazione del Presidente della nostra Repubblica.